Ed eccoci qua, amici telespettatori, si ritorna naturalmente dopo tanto tempo nella rubrica dei nuovi talenti. Questa sera praticamente vi trovo a Marsala perché vi voglio presentare un nuovo talento. Si chiama Alessandro e praticamente ha inciso anche un CD musicale. Ve lo presento subito. Ciao Alessandro. Ciao, come va? A posto. Allora dimmi Alessandro, innanzitutto quanti anni c'hai? Ho 36 anni, sono di Marsala. Sì. E tu praticamente come inizia questa tua passione praticamente per il canto? Io praticamente da una vita diciamo che canto tra gruppi folcloristici, il coro della Chiesa Madre, cori gospel, insomma proprio da tempo. Da piccolo? Da piccolo, sì. Vuol dire da piccolo? Esatto, Hai esatto. cominciato a cantare? Sì, esatto. Ora invece da 2 anni studio canto moderno con la mia maestra del soprano Nadia Rosolia. E praticamente dopo intenso studio, intensi sacrifici e molto tempo dedicato, finalmente il mio sogno si è realizzato. E cioè che hai praticamente fatto un CD tuo? Che ho fatto un CD mio, appunto, che prende il titolo Sogni, che si chiama Sogni. Sì, sì. Un CD fatto di quante canzoni? Per adesso che la prima uscita è soltanto 6 canzoni, che sono 6 cover dei più grandi artisti italiani. 6 singoli, Alessandro? Sì, ancora sì. Spero per poco. Vabbè, e così praticamente tu da 2 anni praticamente che sei in classifica. Sì, in diciamo di sì, esatto. Com'è? Che effetto fa? Devo dire che insomma, a parte il tempo che richiede, non è molto semplice come io pensavo fare un CD proprio. Perché là in sala registrazione ti accorgi di tutto, proprio di tutto. Soprattutto degli sbagli che si fanno. Gli sbagli, sì. Insomma, diciamo che tra stenti e sacrifici poi ci siamo riusciti. Certo. Spero che vada Questo bene. naturalmente è il primo. Il primo, sì. Speriamo allora che successivamente si realizza il sogno di farne degli altri. Infatti. Va bene Alessandro, e abbiamo detto sei di Marsala, hai 36 anni, sei single. Sì. Abiti da solo pure? Abito da solo, Abiti sì, da esatto. solo. Quindi praticamente mattina per mattina tu ti alzi dal letto e canti. Sì, diciamo di sì, la mia prima cosa che mi viene in mente appena sveglio proprio. Va bene, e tu questa sera praticamente sei venuto per anche presentare un tuo CD che praticamente si chiama Sogni, di Alessandro Patito. Questa è la copertina e ci sta tutto dentro. Vedete amici telespettatori, la copertina del CD di Alessandro, che adesso lui naturalmente ci canterà un brano. Esatto, sì. Vabbè, allora amici telespettatori, vediamoci l'esibizione di Alessandro. Bene Alessandro, è stato davvero un bel brano, complimenti. Cioè non credevo che tu cantassi proprio così. Grazie. Complimenti davvero. Abbiamo detto che questa passione proprio ti è iniziata da piccolo. Sì, da piccolo, proprio da piccolissimo. E ora diciamo che con lo studio ovviamente si è un po'. Certo. Vabbè, io ti faccio i miei migliori auguri, nel senso che di realizzare questo tuo sogno, di andare avanti e di realizzare altri CD, perché c'hai veramente una bella voce. Grazie. Ok, amici telespettatori, per la rubrica dei nuovi talenti Alberto vi ha fatto conoscere Alessandro di Marsala, 36 anni, che ha inciso, come avete visto, il CD Sogni, giusto Alessandro? Esatto. Dove lo possono trovare i telespettatori se sono interessati? Dunque si può trovare in vendita da Music Center in via Frazitta a Marsala e presso la Fondiaria SAE Assicurazioni sempre a Marsala. Oppure contattano me tramite il numero telefonico che stiamo dando, esatto, che stiamo dando in sovraimpressione. No, non c'è problema. Per cui se siete interessati al CD Sogni di Alessandro non potete fare altro che contattarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Ripeto, Alberto vi saluta per la rubrica dei nuovi talenti e vi saluta anche Alessandro. Ciao amici.